Ciao ragazzi, benvenuti in Piazza Erbe, uno dei luoghi più simbolici della veronesità pura. Ma parlare oggi di Verona vuol dire raccontare di una bellezza, come dire, bloccata. Ed è l'effetto del coronavirus, che da un lato ha restituito alla città una bellezza virginea, perché le strade sono vuote, le piazze sono vuote e le possiamo apprezzare in tutta la loro magnificenza. Ma l'altra faccia della magia è il silenzio, assordante, quasi inquietante, che caratterizza la bellezza di Verona. Andiamo a capire come è stato vissuto da chi ha dovuto amministrare la città in questo periodo. È stata una prova difficilissima. Io ho detto nei giorni scorsi che era come essere in guerra contro un nemico invisibile e per questo probabilmente ancora più difficile da combattere. Però devo dire che l'abbiamo affrontata, e questo forse è la cosa bella, se si può parlare di cose belle in questo periodo, l'abbiamo affrontata tutti insieme. E tutti insieme intendo tutte le istituzioni, ogni singolo cittadino che ha risposto ai grandissimi sacrifici e ai grandissimi sforzi che gli sono stati chiesti di fare in queste settimane, sulla base del presupposto che gli sforzi di ogni singola persona tutelavano se stessi, ma tutelavano anche e soprattutto il resto della comunità. Cosa vuol dire ripartire dalla bellezza? Significa essere avvantaggiati rispetto a tanti altri, perché le bellezze che ha la nostra città sono delle bellezze uniche, ma poi anche il lago di Garda, insomma tutti i nostri territori, le colline, la pianura, la Valpolicella, abbiamo dei punti di forza che sono unici, a partire dalla nostra posizione geografica, che siamo sull'incrocio delle direttive nord-sud, est-ovest. Ecco, tutti questi grandi punti di forza, e non solo questi, sono tanti altri, che ci hanno reso una città bella, una città forte, una città economicamente veramente molto forte, saranno quegli stessi punti di forza che ci permetteranno di ripartire. E io continuo a dire, avendo evidentemente degli schemi diversi, perché il mondo dopo questa pandemia per tante cose non sarà più lo stesso. Come ripartirà Verona? Cambierà qualcosa nel modo di accogliere turisti che si spera tornino ad invadere numerosi queste piazze e queste vie? Dobbiamo ripartire con tutto l'entusiasmo che il vivere in una città così bella ci può dare. Noi siamo coscienti di quello che abbiamo, di quello che godiamo tutti i giorni, lo stiamo vedendo in questo momento, e dobbiamo trasmetterlo anche ai nostri futuri clienti e ai nostri vecchi clienti, fargli venire proprio la voglia di ritornare, portandogli le nostre immagini e le cose belle che abbiamo, sia nel campo dell'architettura, ma anche nel campo dell'accoglienza, del calore umano che sappiamo dare noi veronesi. Il turismo si era già evoluto moltissimo negli ultimi anni ed avevamo preso proprio coscienza del valore che aveva l'accoglienza del turista, l'amore che bisognava dimostrare per il turista. Oggi bisogna fare un salto di qualità in più, dare ancora di più. In questo momento, nel momento in cui noi sapremo valorizzare il materiale che abbiamo in mano e trasmetterlo ai nostri ospiti, sarà un boom eccezionale.